stamattina. Mi trovo a Bassano del Grappa e oggi farò un giro molto bello, cioè andremo a percorrere la ciclabile della Val Sugana. Dunque, punto di partenza a Bassano, per poi arrivare a Valstagna. Da Valstagna prendiamo una ciclabile della Val Sugana e arriviamo a Borgo Valbelluna per arrivare come punto di arrivo al lago di Levico e vediamo se riusciamo anche ad arrivare a quello di Caldonazzo, vediamo se fare o uno o l'altro. Il giro è abbastanza impegnativo perché sono 140 km con 1200 di dislivello e lo faremo, diciamo, un'andatura abbastanza tranquilla, anche perché oggi il tempo è abbastanza ventoso, dunque spero di non trovare vento contrario. Ma queste sono le avversità che si incontrano facendo questi giri mega galattici molto belli. Bene, non ci resta che partire, metterci sui pedali e andare. Ciao ragazzi, a dopo! Allora ragazzi, dunque siamo anche fortunati perché c'è una gara di canoa a slalom. Non so se lo vedete ogni tanto in TV, alle Olimpiadi, ecco, magari è l'evento, diciamo, clou che lo possiamo seguire. Guardate che forte! Ci sono tutte le varie, diciamo, tutto il percorso da passare senza dover toccare i vari paletti, però con la forza dell'acqua che ti spinge dove vuole, dunque devi tener conto con la pagaia di dover stare stabile e evitare i paletti, insomma. Dunque è una grandissima forza ci vuole da questo. Dopo aver passato Costa, che dunque è praticamente, sto percorrendo la strada parallela alla Val Sugana, la vecchia Val Sugana, no? E dopo aver passato dunque Costa mi sono imbattuto in questo mega ponte che sembra quasi un ponte tibetano. Guardate che bello. Dunque, questo è stato fatto in memoria di Attilio Carnale, sembra. Dunque ha preso la medaglia d'argento a valore civile. Dunque era un marinaio praticamente sommergibilista. Bello, ha sacrificato la sua vita nel disperato tentativo di salvare suo figlio e altra persona dalle acque del Brenta. Fantastico, guardate che bello. Lo percorriamo un po' a piedi, vediamo. Wow, che posticino bellissimo, venite a vederlo qui, potete anche venire anche a piedi volendo, se proprio non volete venire in bicicletta.
fantastico, guardate che panorama, la giornata è fantastica, un po' di vento contro, ma d'altronde bisogna prendere quello che arriva. Bene ragazzi, adesso proseguiamo per il nostro tragitto. A dopo! Ecco ragazzi, dunque siamo arrivati a Piovigo di Sotto. Ecco, da qui inizia la ciclabile della Valsugana. Eventualmente si può anche arrivare fino a qui, parcheggiare la macchina per poi prendere quella stradina lì che fiancheggia questo ristorante. Ecco, vi faccio già vedere qui un po'. Ecco, bello, vero? Bene. Dunque, dopo aver fatto un bel po' di chilometri su asfalto, ma comunque con traffico quasi nullo, adesso cominciamo a prendere la ciclabile che ci porterà là. Bene, cominciamo! Ragazzi, arrivati all'altezza di Primolano, purtroppo c'è una piccola deviazione. Adesso qui saltiamo la Valsugana, come vedete. Faremo questo ponte qui, sarà una deviazione di circa 3-4 km più o meno, per poi ritornare sulla ciclabile. È da tempo che è interrotta, penso per una frana, per un qualcosa, non so di preciso, però più, diciamo, sistemato. Bene, proseguiamo. A dopo. Dunque, passiamo dal Veneto al Trentino. Adesso dovremo ritornare sulla ciclabile. Infatti qui mi dà la deviazione. Eccola qui. Benissimo. Ragazzi, vi faccio vedere qui cosa ho trovato. Dunque, dai vigneti ai meli. E Andrea cosa fa secondo voi? Si mangia una buona mela. Buonissima. Dice proprio dal produttore al consumatore, e questo è proprio 1,0 m, non chilometro zero, 1,0 m praticamente. Va bene, guardate che belli. Finisco la mela e riparto. Ciao ciao. Siamo qui, non so se si vede, dobbiamo ancora proseguire. Dunque fra 4 km c'è Ospedaletto, poi Strigno, c'è un bicigrill volendo, però ovviamente noi proseguiremo.
Castelnuovo, Borgo Valsugana e Roncegno, dunque a 15 km, Novaledo, altro bicigrill. Ecco, qui nel tratto trentino sono presenti parecchi bicigrill, dunque diciamo che questa ciclabile è molto attrezzata, molto bella dalla parte diciamo trentina però. Poi a 20 km abbiamo i Levico e a 30 Caldonazzo. Ecco, noi in teoria ci fermeremo o qui, adesso vediamo tra le due diciamo località quale mi gusta di più, insomma. Bene ragazzi, bellissimo questo B-Box, molto interessante. Ci sono anche le regole di comportamento per l'uso corretto delle piste ciclabili per chi fa il furbetto. E qui questa praticamente è diciamo un posto in cui uno si può diciamo rilassare, ecco. Dunque chi fa bikepacking ad esempio eventualmente la notte magari con un sacco a pelo può eventualmente dormire in questo posticino qua. Bene ragazzi, e adesso ripartiamo. A Borgo e Borgo Valsugana abbiamo anche una gara femminile di ciclismo, guardate. Eccoci qua ragazzi, dunque avete visto dove sono arrivato, un posto veramente magnifico e fantastico. Questo è il lago di Levico Terme. Dunque è un lago che praticamente è incastonato diciamo in una piccola vallata, si possono fare un sacco di attività diciamo sportive, si può fare la canoa, si può fare anche il surf con il remo, che adesso non so la disciplina come si chiami. Si può benissimo venire qui, prendersi il sole o stare anche sotto un albero come fanno come fa questa signora, a mettersi in un libro tranquillamente o studiare. Questo diciamo è il posto ideale dove ricaricare le pile e darsi e avere un po' di energia sia fisica che mentale. Cosa dire? Adesso io ho già mangiato un tostone e una cocchina in questo bellissimo posticino dove si mangia veramente bene. È la seconda volta che vengo qui e mangio in questo posto.
Bene, adesso noi ripartiamo e riprendiamo lo stesso tragitto di andata, lo ripercorremo per tornare a casa. Giornata stupenda, c'è un bellissimo sole, quasi una giornata primaverile più che estiva. Inizialmente però la temperatura è un 18 gradi, sono partito con 16-18 gradi da Bassano del Grappa, dunque con uno smanicato si sta veramente bene. Poi nelle ore centrali come adesso si sta veramente bene con le maniche corte e non fa assolutamente caldo. Bene ragazzi, adesso noi ripartiamo e torniamo verso Bassano. A dopo! Ragazzi, siamo ancora in ciclabile, però guardate che il Brenta, guardate questi colori così pomeridiani. Adesso ci fermiamo qui, c'è un piccolo barettino. Ci prendiamo un caffettino così ricarichiamo un po' il serbatoio delle energie. Non manca moltissimo per concludere questo giro, che tra l'altro non è un giro d'anello. Ecco, una cosa volevo dirvi, perché i giri d'anello effettivamente si ha modo di vedere più posti senza ripetere gli stessi da cui si è partiti, insomma. Invece io ho scoperto che all'andata c'è comunque una prospettiva che è verso nord, al ritorno c'è tutta un'altra prospettiva, dunque non è che sia ripetitivo, il percorso è sempre lo stesso ma la visuale cambia, ok? Dunque abbiamo finito la ciclabile del Brenta, adesso ovviamente siamo su strada secondaria con un bassissimo passaggio di auto qui. Adesso passeremo Costa e i vari borghetti che ci sono qui in queste zone, che io francamente le vedo un po' semi abbandonate, ma vabbè. E poi andremo verso Bassano del Grappa, dove finirà il nostro giro. Dunque ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo giro fantastico, molto bello, impegnativo perché comunque 140 km con 1200 circa. Adesso devo ancora vedere i dati precisi, però anche perché purtroppo il Garmin mi ha saltato il primo pezzo, i primi 25 km, comunque non importa. Vedo di mettervi comunque la traccia in qualche maniera. Questa mattina eravamo qui, adesso siamo tornati al punto di partenza.
giro veramente molto molto bello, io ve lo consiglio. Ci vuole un po' di gamba, però attenzione sulla muscolare, altrimenti con la e-bike diciamo che la potete fare veramente tutti tranquillamente. Diamo qui questa tappa, questo giro, perché purtroppo non è una tappa ma un giro andata e ritorno, di conseguenza è come dicevo prima molto bello sia l'andata, ma anche se il ritorno abbiamo comunque un'ottica, una luce diversa, un paesaggio diverso rispetto all'andata, a meno che uno non abbia gli occhi a giroscopio, ma nessuno ce l'ha. Bene, non vi voglio spoilerare niente perché ho due cose abbastanza importanti da fare, ma vi lascio un po' con la curiosità. Bene ragazzi, e con questo io concludo e chiudo. Ciao, alla prossima!